Mamma mia, è tutta una, ragazzi. Ero con le ruote posteriori lì, non riuscivo più a uscire, c'è il camper sgommava di continuo. Allora pian piano sono dai da qua, dai da qua, ho fatto l'effetto altalena, hai capito? Se dovesse succedere anche a te, perché vai in dentro, hai capito? È tipo una cava. È metallo bagnato, è scivolosissimo, cioè tanto fondo cazzo quel coso lì. Nelle altre aree di scarico è molto meno profondo. Vedi, dai, alla fine ci sono riuscito. Porca miseria, oh. Ora Alessia sta andando al meccanico a piedi, che è qua a 200 metri, per assicurarsi che sia veramente lì alle 9, anche perché una volta usciti qua è un casino, siamo in una curva, difatti si chiama Area Camper la curva, e sapere se c'è dello spazio per entrare, perché anche il meccanico è in curva. Mamma mia, ultra gentilissimi. Adesso vediamo cos'è, speriamo bene, dai, perché ho l'influenza, voglio andare a casa. Boom, ragazzo, dovrebbe essere la pompa dei freni. L'ha provato, siamo andati a farci un giro, ha detto che frena benissimo, adesso la spia si è anche spenta, ha detto vai, è impossibile che si sia spenta per quel poco di olio nei freni che ti ho messo, perché proprio ti ho raboccato una cazzata, non era giù di livello, insomma, ecco. E quindi vediamo, beh, adesso ovviamente capirai che voglia di girare per il più con l'influenza non ce n'è, quindi torniamo a prendere il CP e basta, e poi lo porterò dal meccanico la prossima settimana. Vedi, quando ti dico che andare in sprint fare van life costa, che bisogna lavorare, cioè se tu tenevi il camper fermo, sempre fermo, no, non nasceva nessun problema ai freni, hai capito? Quindi non è solo il gasolio, è tutto l'insieme. Ecco lì, adesso si è riacceso, vedi? Quello col punto esclamativo. Credo anch'io sia proprio quello, perché senti la prima pompata che è tipo più morbida, più lunga, meno frenante, insomma, mentre la seconda frena meglio. Poi in ogni caso direi di dare un controllo comunque alle pastiglie, perché ci ho fatto 60.000 km e quelle di prima chissà quanti chilometri avevano. Hai ragione, ragazzo, che non è neanche sfiga, cioè gli anni passano, i chilometri passano, è normale, è tra virgolette normale manutenzione, nel senso, dopo 30 anni e quel che ne ha, è del 99, gennaio 99, è ovvio che le cose poi sono da cambiare, insomma, ecco. Certo che anche se il meccanico ci ha detto guarda, per come è messo e per come frena, perché frena benissimo eccetera, andate più che tranquilli fino a Jesolo, però diciamo questa cosa comunque ti toglie la voglia di esplorare qualcos'altro, cioè prova a entrare nella psiche del Singano, che probabilmente in parte anche come la tua. Tu adesso hai bisogno di un attimo di stare al sicuro, no? Cioè di non sentirti sempre così vittima degli eventi, cioè va bene essere vittima degli eventi, chiamala avventura, chiamala come vuoi, ma non sempre, hai capito? Cioè hai bisogno della tua base, come è un istinto animale, della tua tana, hai capito? Il concetto di tana, il concetto di sicurezza. Certo, non puoi vivere sempre dentro in tana, ma neanche sempre fuori dalla tana. E quello che Singano va avanti da tantissimi anni a raccontarti si chiama equilibrio, e c'è un po' su tutte le cose. Porca miseria, stavo ragionando ora con la mia gentile fidanzata, gentile, oltre a essere gentile, oltre a essere coglioni, a ragionare come tu stai freddo, che siamo stati fortunati a avere comunque questo problema sotto Imperia, che è al confine praticamente tra Italia e Francia, perché pensa se ci capitava in Francia, ovviamente non è una regola, però è una grandissima percentuale, un po' come la mia formula del razzismo, che quasi nessuno parla inglese e ovviamente praticamente nessuno parla italiano, quindi come cavolo ci avrebbe spiegato il meccanico sta roba, hai capito? Genova per noi è una città di marinai con la pioggia che ci bagna, e siamo rimasti incastrati nelle vie di Genova, ragazzo. E vabbè, dai. Il mio incubo era proprio questo, bloccarmi nelle stradine di Genova. Taci che ci hanno dato delle indicazioni, aspetta che dei signori molto gentili ci hanno fatto uscire, hanno detto non preoccuparti, succede spesso che i navigatori mandano i camper qua dentro. Mi ho detto ok, ma il problema era che dall'autostrada
che ci hanno fatto uscire, cioè noi mai saremmo usciti a Genova col camper, cazzo. Mi fa troppo strano quei 26 tonnellate, cioè perché 26 tonnellate, non 35 ad esempio, hai capito? Quello è il punto. Cazzo, non cadiamo giù per un ponte o roba del genere. Vado sempre in pappa con quintali e tonnellate, non capisco, non mi ricordo mai la differenza. Ok, tutto torna, vedi quando Singa Notizia sempre studia, cioè un camper pesa 3500 kg, non 35.000 kg, è che sai, stanco con l'influenza, il problema dei freni e tutto quanto, e giusto anche guidando, non è che ho la lucidità mentale, questa è mia discolpa per l'enorme cappella che ho fatto. Va bene, ci siamo fatti un giro di ansia per le stradine di Genova, tutte con limite di larghezza 1,80 m. Aspetta che magari mi viene l'Alzheimer, registro. Allora, stavamo parlando delle tette io e te. Io ti ho detto, cosa che ti ho detto? Ah sì, se sono belle le tette. Tu cosa? Io ti dico la risposta che ti dico sempre. Dipende. Quelle di Ciao Darwin ti piacciono un sacco. Sì, beh, quelle sì. Quelle piatte Mango Baugaz. Bravo. E quelle giga enormi che Manco Baugaz. No, quelle. perché anche quelle no, sono un po' sofistico. Ecco, sbassa radio. Ecco cosa mi è venuto in mente, che mi tornava, che avevo notato, che era strano. All'interno dei negozi gli erano i buttafuori, come in Scozia, la security, non proprio buttafuori, ok, la security. Avevo sto déjà vu che non riuscivo a capire, cioè, la solitudine. Anche l'influenza. Bene, io ho fatto una di quelle cose che adoro, siccome sono un po' squinternato, no, hai capito? In sostanza siamo usciti dall'autostrada e ora siamo a Vicenza in centro. Ci prendiamo una pizza in una pizzeria a caso, tra virgolette, cioè abbiamo detto le recensioni, cioè il paese è a caso, la pizzeria no. In sostanza noi facciamo che usciamo tipo dall'autostrada, arriviamo in un paesino che scegliamo a caso e dopo lì guardiamo in base alle recensioni la pizzeria o il posto dove andare. In questo caso siamo tutti malaticci, non abbiamo voglia eccetera, siamo parcheggiati proprio qua fuori dalla pizzeria. Il bello del camper è questo, per descriverti il momento, no? Che è simpatico. E guarda, ci mangeremo la pizza proprio sopra un marciapiede, sì, tanto piove, perché i vigili passa qua piova, li hai mai visti? Sì, ascolta, ragazzi, volevo dire una cosa ai pizzaioli mentre Alessia gioia. No, buonissima questa pizza, posso dire quello che voglio, tanto mi pare che non ho detto il nome della pizzeria. E sta moda dei cornicioni alla napoletana deve finire. Cioè, noi veneti ci siamo rotti le balle di sti cornicioni enormi, cioè che praticamente non mangi un cazzo di pizza, mangi mezza spanetta di pizza e il resto è il cornicione, il panettone, ok? Non dico che non è buona, non dico che non è corretto farla così, se la pizza è napoletana hanno ragione loro e torto noi su questo discorso, ma se noi siamo abituati a mangiare la pizza fina, con la crosta fina, poca e bella croccante, anche la foto ce l'aveva. Sì, non riuscimo, cioè andiamo via qua fame, ho capito che è leggera, te mangi tanto così di pizza, il cornicione ti butta in tesco asse, grazie al cazzo che è leggera. No, senza cattiveria, ripeto, buonissima, ma se vogliamo il pan non so in panificio, se vogliamo a pizza, se vogliamo a pizza, proprio perché siamo abituati a questo tipo di pizza che non è assolutamente migliore di quella napoletana, però ripeto, perché dopo la gente i salta su, no? Si infogoea, è quella a cui siamo abituati da sempre, un po' come adesso c'è il dibattito tra virgolette della pasta con le vongole col formaggio, ok, vongole e formaggio. Sul gambero rosso dicono, ma guarda che effettivamente la ricetta originale di questo grande chef che la inventò prevedeva il formaggio.
non si discute, va benissimo, ma se noi siamo abituati a mangiarla senza formaggio, col formaggio ci fa da cagare, uguale a pizza napoletana, con tutto il rispetto, è la migliore pizza del mondo, ma noi non siamo abituati. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte e non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra,